Ciao a tutti, oggi ci muoviamo per un giro semplice dato che la forma fisica è praticamente nulla. Il percorso pianificato ci porta dal cimitero di Valdobbiadene su verso Pianezze fino al tornante numero 10, dove prenderemo la strada della Colonia, passeremo per casa San Giuseppe e scenderemo verso Valdobbiadene passando dalla frazione di Ron. Partiamo dal parcheggio del cimitero di Valdobbiadene e saliamo verso il centro. Poi prendiamo via Roma e cominciamo a salire. Ora via Roma diventa via San Floriano che tra poco più di 1 chilometro ci porterà alla omonima chiesa. Eccoci arrivati alla chiesa di San Floriano che si trova a circa 100 metri sopra il centro di Valdobbiadene. La chiesa distrutta e poi ricostruita dopo la Prima Guerra Mondiale esisteva già nel 1300. Proseguiamo, ora la via è via San Francesco. La salita che dal centro di Valdobbiadene porta a Pianezze è lunga circa 11,5 km per un dislivello di 820 metri. La pendenza media si aggira attorno al 7%. Potete vedere dalla mappa in alto a destra dove ci troviamo e nel grafico sotto a che quota siamo. Abbiamo già fatto la prima parte di questo percorso quando siamo stati a Pradellerta. In alto il link al video se vi interessa. Siamo al sesto tornante. Tra non molto ci fermeremo in un punto panoramico dal quale lancerò il drone. Eccoci al punto panoramico. Diamo uno sguardo verso la pianura. Sotto di noi Valdobbiadene, più oltre il Piave e al di là di quello Cornuda e Pederobba. Qui sotto c'è la frazione di Ron, da dove passeremo al ritorno, e più a destra si intravedono Alano di Piave e Quero. Ma riprendiamo la salita. Tra 2,7 km e 210 metri di dislivello arriveremo al tornante 10 dove c'è l'imbocco per la strada della Colonia.
Ecco il tornante 10 e l'imbocco della strada della Colonia. Inizialmente avevamo previsto di girare per di qua subito, ma visto che siamo in anticipo sui tempi, decidiamo di arrivare fino a Pianezze per farci un panino. Restano 1,8 km e 130 metri di dislivello. Peccato che non sia una gran bella giornata. Eccoci a Pianezze, paninasso, birra e via. Ora che ci siamo ristorati, proseguiamo e giù fino al tornante numero 10. Giriamo su strada della Colonia, qui si va sullo sterrato. Vogliamo fermarci alla casa San Giuseppe, dove si organizzano campi estivi per bimbi e famiglie da giugno a settembre. Ma siamo ancora a maggio e probabilmente sarà chiusa. Infatti è chiusa, però possiamo dare un'occhiata dall'alto, ed è decisamente in una bella posizione. Continuiamo a scendere verso la frazione di Ron. Immagino che questa parte del percorso sia poco frequentata anche in alta stagione. Il fondo è ben messo anche se sterrato e come di consueto i tratti più ripidi sono cementati. Cerchiamo uno spiazzo per lanciare il drone. Qui va bene. Osserviamo Valdobbiadene e la chiesa di San Floriano da est. Anche qui i vigneti non mancano, del resto siamo nella patria del Prosecco. Ma è ora di ripartire, siamo ormai alla conclusione del giro. Tra poco passeremo dalla frazione di Ron. Siamo a Ron. È stato un giro interessante e soprattutto rilassante. Alla prossima!